Cari amici di Verda Nord-Est, rientriamo, tempaccio inclemente qui a Cavalese in Val di Fiemme in occasione della Desmontegada, l'avete visto dalle immagini, però noi sorvoliamo su questo piccolo particolare. Sono in compagnia di Francesca Girardi, responsabile coordinatrice della strada dei formaggi delle Dolomiti. Allora, anche qui siamo circondati dai formaggi. Francesca, che cosa vogliamo dire di questa strada dei formaggi delle Dolomiti? Io intanto dico che c'è un profumo veramente invitante, c'è tanta gente che sta acquistando qui, un grande successo. Allora diciamo intanto, inquadriamo dove si trova la strada dei formaggi qui delle Dolomiti in Trentino. La strada dei formaggi delle Dolomiti è un'associazione che opera nelle valli di Fiemme, Fassa e Primiero e che raccoglie al momento 88 soci che rappresentano diverse categorie. Si parte dai caseifici, dai produttori, ma anche dagli operatori della ricettività, quindi hotel, agriturismi, bed and breakfast, ma anche i ristoratori. Diciamo che la strada dei formaggi delle Dolomiti ha come obiettivo principale quello di promuovere i prodotti tipici che vengono appunto prodotti sul territorio, e proprio per questo cerchiamo di organizzare tutta una serie di iniziative che vengono a sostegno dei principali eventi che si svolgono in zona, come possono essere appunto in questo caso la Desmontegada di Cavalese, ma anche quella di Predazzo che si tiene settimana prossima e la gran festa del Desmontegar del Primiero di fine settembre. Sostanzialmente per questa festa, che risulta essere una delle principali, abbiamo organizzato tutta una serie di iniziative collaterali. Prima di tutto le abbiamo viste, abbiamo visto mercatini, certo. Abbiamo visto veramente una vivacità notevole. Sì, infatti i soci sono sempre molto disponibili a partecipare. Tra l'altro l'iniziativa principale è quella appunto dei magnifici prodotti di Fiemme, è una rassegna gastronomica che si sviluppa appunto nei 10 giorni dalla Desmontegada di Cavalese a quella di Predazzo, dove i vari ristoratori predispongono dei menù che vengono appunto messi a disposizione dei turisti con i prodotti tipici. Nel frattempo ci raggiungono anche gli amici con la musica. Quali sono, Francesca, oltre ai formaggi di cui abbiamo parlato, gli altri prodotti? Allora, sicuramente i prodotti principali sono appunto i formaggi, in primis soprattutto in questa festa il caprino di Cavalese, ma appunto anche il nostrano e altri. Ma poi ci sono anche tutta una serie di altri prodotti, vanno dai salumi agli insaccati, in particolare la luganega, e poi anche i piccoli frutti, nonché la birra di Fiemme e i dolci. Per cui insomma tanti produttori, tanti soci appunto disponibili a partecipare a tutte le varie iniziative. Tra l'altro appunto prossimamente ce n'è in programma una a Trento, Autunno Trentino, che si tiene appunto negli ultimi 2 weekend di settembre, dove parteciperanno anche tutte le altre strade del vino dei sapori del Trentino. Ecco, la nostra Francesca Girardi, responsabile della strada dei formaggi delle Dolomiti, ci ha offerto una panoramica esaustiva. Non ci resta che rivolgere un invito ai nostri amici da casa di venirci a trovare. Noi continuiamo nella grande festa qui oggi a Cavalese della Desmontegada. Voi amici di Verda Nord-Est rimanete con noi, perché vi portiamo a Villanova di San Daniele del Friuli a vedere la 10ª edizione di Alleva Cavalli.